Let me now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Ciao Matteo, a te la linea. Grazie. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti per avere un inizio di settimana con le notizie più importanti fresche nella nostra mente. E ci sono tantissime notizie da tenere in considerazione. Avete visto sicuramente quello che sta per avvenire questa settimana, il 15 agosto, ovvero l'incontro importantissimo fra Trump, Vladimir Putin e Zelensky probabilmente. Quindi parliamo di un importantissimo incontro per il cessate il fuoco di un conflitto, quello dell'Ucraina, che purtroppo ha inizio nel 2022 ufficialmente, ma che dietro le quinte le azioni diciamo sotto copertura dei due paesi iniziano addirittura dal 2014, quindi parliamo di 11 anni di conflitto, di tensioni fra due paesi vicini nella nostra Europa, ma con inizialmente questa è una notizia che è rimbalzata dappertutto in Italia, ne abbiamo parlato anche nella rassegna stampa di sabato, con un Vladimir Putin e una federazione russa che non ha voluto l'incontro in Italia perché è considerato come paese ostile, ma l'incontro probabilmente si terrà nella vicina Alaska, ufficialmente per tutti, e con la possibilità quindi di Trump di poter porre fine, dopo il conflitto con Thailandia e Cambogia, del proprio importante conflitto in questo momento per quanto riguarda il panorama internazionale. Un Trump che inizialmente si era dimostrato più vicino a Putin per quanto riguarda gli accordi di pace, ma le irritazioni degli ultimi mesi sono state importanti per quanto riguarda il presidente degli Stati Uniti. Si è visto un Trump sempre più distante dalle posizioni di Vladimir Putin, nonostante, ricorderete anche questo, il litigio con Zelensky proprio alla Casa Bianca insieme a J.D. Vance. Ma parliamo comunque di un Trump che ha sempre voluto spingere per quanto riguarda la pace, parliamo di un Trump che ha sempre cercato di imporre un cessate il fuoco, nonostante i due paesi non fossero, a quanto dichiara Trump, ma anche per quanto riguarda in realtà le azioni dei due paesi, non fossero disposti a scendere a patti per un motivo o per l'altro. Speriamo che questo sia un segnale per porre fine quindi a questo conflitto, e con i leader europei che parlano a sostegno dell'Ucraina e dell'Europa, nonostante purtroppo per loro hanno giocato un ruolo marginale in un conflitto così importante e all'interno del nostro continente. Ma un'altra notizia per quanto riguarda il panorama militare americano, due notizie anzi importantissime. Ovviamente la prima per quanto riguarda i cartelli della droga, del narcotraffico di sostanze stupefacenti in Messico. L'FBI e gli Stati Uniti
come amministrazione Trump sono interessati a trattare i narcotrafficanti come terroristi e come personaggi che possono mettere in difficoltà l'incolumità dei cittadini americani. È una mossa che gli Stati Uniti di Donald Trump stanno ponderando da mesi, ma sempre più fitte si fanno i discorsi, le chiacchiere, gli articoli anche nei vari giornali americani, proprio basati sulla possibilità di un intervento armato degli Stati Uniti all'interno del paese messicano, quindi all'interno del paese vicino, proprio perché i narcotrafficanti non riescono a essere fermati dal governo locale, che anzi ha un'estrema difficoltà addirittura nei vari scontri armati, con molte volte purtroppo si parla di vittorie e di paesi e città sotto lo scacco di organizzazioni criminali. E parliamo appunto di un paese confinante con gli Stati Uniti, ma su questo si è espressa anche la presidente del Messico, che ha parlato di una non possibilità per quanto riguarda l'intervento degli Stati Uniti all'interno del proprio paese. Ha detto addirittura che sono stati informati dei piani statunitensi, ma che in realtà non riguardano l'utilizzo di forze militari proprio sul suolo messicano. Vedremo se tra le due nazioni, tra i due paesi, si potrà finalmente scendere a patto e gestire una situazione molto complicata per il Messico, ma anche per gli stessi Stati Uniti, perché ovviamente i cartelli della droga, i narcotrafficanti gestiscono sia il traffico, il mercato e il passaggio delle sostanze all'interno del territorio messicano e l'ingresso quindi nel territorio americano, ma anche, e questo è un altro punto molto importante per l'amministrazione Trump, ma anche gestiscono il traffico di esseri umani proprio all'interno dei confini messicani e proprio per l'ingresso poi all'interno dello Stato a stelle e strisce. Abbiamo visto più volte in questa rubrica come i cinesi, per arrivare in Messico, vanno sì in America Latina e poi passano per il Messico per poi entrare all'interno dello Stato americano, ma passano tutto, il tutto passa grazie al contributo fondamentale dei cartelli dei narcotrafficanti statunitensi, che quindi si trovano in difficoltà per quanto riguarda sia quindi il commercio di stupefacenti, ma anche di traffico di esseri umani, con Donald Trump che ha chiesto alla Corte Suprema di togliere i limiti che riguardano il quarto emendamento, i diritti del quarto emendamento, proprio per i raids della polizia, i controlli della polizia e le imboscate, quindi della polizia dedicata all'immigrazione. Un Donald Trump che ha chiesto alla Corte Suprema di togliere quindi ogni limite per quanto riguarda la polizia. Perché? Perché la situazione, secondo l'amministrazione Trump, è molto difficile, soprattutto il problema più grande che abbiamo visto più volte in questa rubrica è l'intervento diretto dei giudici federali che, quando possibile, bloccano ogni ordine esecutivo del presidente e quindi mettono in difficoltà proprio la politica dedicata all'immigrazione. Ma l'altra notizia, sempre per quanto riguarda l'utilizzo di forze militari, passando però all'interno del paese a stelle e strisce, all'interno
degli Stati Uniti è quello che sta avvenendo invece a Washington, la capitale. Che sta succedendo? Donald Trump ha chiesto l'intervento della Guardia Nazionale proprio per una situazione fuori controllo, secondo lui, a Washington, un crimine che è difficile da gestire, un crimine che la capitale non riesce a fronteggiare con, probabilmente, secondo Donald Trump, i limitati mezzi a disposizione, sia per quanto riguarda i soldi, sia probabilmente per quanto riguarda il materiale umano, ma questo lunedì, proprio oggi, dovrebbe, secondo la Casa Bianca, quindi ufficialmente, Donald Trump fare un discorso per quanto riguarda proprio il crimine all'interno di Washington DC. Quindi parliamo di una situazione difficile secondo Donald Trump, ma l'importante è anche quello che vuole fare quindi Donald Trump. Un utilizzo della Guardia Nazionale l'aveva utilizzata durante le proteste in California, soprattutto a Los Angeles, per cercare di porre fine il prima possibile a una situazione fuori controllo che in California non riuscivano più a gestire né la sindaca di Los Angeles né il governatore, entrambi del Partito Democratico. Ovviamente i due individui hanno cercato più di criticare l'amministrazione Trump piuttosto che porre fine a una situazione turbolenta che ha portato a tanti negozi, a tante proprietà private, danni e oltre ai mancati introiti, perché in una situazione difficile ovviamente le persone ci pensano 2 volte prima di uscire a comprare qualcosa. Ma parliamo anche di una situazione, quella a Washington, che è molto criticata ovviamente dalle altre parti politiche, ma gli ufficiali per quanto riguarda l'esercito confermano il fatto che la Guardia Nazionale si sta sul serio preparando per porre fine a quella situazione di crimine violento proprio a Washington DC. Si parla a Washington DC, tra l'altro, di un Donald Trump intenzionato a porre fine al problema dei senza tetto. Questo poi vedremo se si parla quindi di togliere semplicemente gli accampamenti che, se avete visitato la capitale, sono presenti addirittura anche nel centro città, in giardini che sono pubblici, ma si trovano accampamenti purtroppo perché sono immagini che non si vorrebbero vedere, di persone totalmente in difficoltà e che non hanno ovviamente altro posto dove andare. E quindi il piano, ovviamente, il mio augurio è che sia un piano di togliere i senza tetto dalle strade, ma anche di poterli reinserire all'interno della società e non di buttarli semplicemente in galera o di sfollarli. Anche perché la situazione di senza tetto negli Stati Uniti è complicata soprattutto per la creazione nelle grandi città di possiamo dire città alternative, città proprio formate da grandi accampamenti di senza tetto che sono all'interno delle città reali. Parliamo di una situazione complicata soprattutto a Los Angeles, nel caso abbiate la fortuna di andare negli Stati Uniti a visitare la città di Hollywood, ma rimanendo nella California, perché ve l'ho citata in precedenza, perché il governatore della California sta mettendo in atto alcune mosse politiche proprio direttamente contro l'amministrazione Trump. Oltre ai vari bastoni fra le ruote per quanto riguarda i raid della polizia dedicata all'immigrazione,
vi sono anche le difficoltà per quanto riguarda il patteggiamento fra l'università di Los Angeles, con addirittura 1 miliardo chiesto all'amministrazione Trump per arrivare a un patteggiamento, e secondo il governatore Newsom, che potrebbe essere tra l'altro uno dei possibili nuovi candidati dei democratici per la presidenza nel 2028, secondo il governatore californiano si parla di estorsione. Ma gli altri bastoni fra le ruote vengono non solo per quanto riguarda quindi il settore dell'istruzione, ma quello che sta avvenendo in Texas, perché non se ne parla molto in Italia, ma Austin, perché è la capitale del Texas, Austin, abbiamo un problema. Sta avvenendo una fuga da parte dei rappresentanti democratici proprio all'interno del Senato texano. Perché? Perché il Partito Repubblicano vuole fare una mossa che fanno spesso i partiti americani, quindi sia democratici sia repubblicani, di ridefinire i confini dello Stato, i distretti dello Stato a loro vantaggio, ovviamente, essendo la maggioranza. Questa pratica viene chiamata gerrymandering, perché? Perché il primo a proporla nella storia fu il governatore dell'epoca del Massachusetts, Gerry, con una ridistribuzione, una ridefinizione dei vari distretti ovviamente a proprio favore. E soprattutto ovviamente nel 2025 una mossa molto molto interessante, molto intelligente, astuta, poi ovviamente decidete voi i vari aggettivi da utilizzare, perché con i vari dati informatici si riesce ovviamente a capire le zone e quali distretti formare proprio per avere un voto o due in più all'interno proprio del Senato locale. Parliamo di una situazione molto difficile, perché tanti senatori democratici sono fuggiti, alcuni proprio nell'Illinois, il vicino Illinois, con lo stato del Texas che chiede addirittura l'arresto dei rappresentanti democratici per questa fuga, che invece quindi di combattere all'interno del Parlamento locale hanno deciso di fuggire. Ma parliamo anche di un utilizzo anche dell'FBI proprio per rintracciare, quindi della Polizia Federale, per rintracciare questi rappresentanti locali. Ovviamente la California quindi sta cercando di proteggere questi texani fuggiti, ma l'altra mossa è quella di utilizzare questa pratica politica proprio anche all'interno della California, per spingere ovviamente e fare pressioni al vicino Texas. Parliamo quindi addirittura di una situazione difficilissima, politica, molto complicata per i due stati americani, ma l'altra notizia invece per quanto riguarda Gaza, ovviamente avete visto i piani di Netanyahu, quindi non stiamo qui a ripeterli, ma in un incontro a Londra il vicepresidente J.D. Vance sembra che i due paesi, Regno Unito e Stati Uniti, siano in contrasto per quanto riguarda le idee su Gaza, ma che in realtà siano interessati a risolverli ed arrivare il prima possibile con molta in realtà concordia fra i due omologhi, per arrivare a una soluzione. Parliamo anche quindi di un Starmer che inizialmente era sempre più lontano dalle posizioni di Donald Trump. Questo è quello che aveva manifestato soprattutto in campagna elettorale, ma che alla prova dei fatti, una volta poi arrivato a sedere
sulla poltrona del potere, in realtà è riuscito sempre di più Donald Trump ad avvicinarlo e ad avere quindi accordi vantaggiosi per quanto riguarda la politica dei dazi, ma anche le posizioni per quanto riguarda sia il conflitto fra Russia ed Ucraina, sia anche Gaza ed Israele. Parliamo quindi di un Donald Trump che sempre di più, anche grazie all'utilizzo dell'arma dei dazi, riesce ad avvicinare all'interno della propria area di influenza anche persone che, rappresentanti politici che inizialmente erano totalmente opposti. Parliamo anche di una importante notizia per quanto riguarda quello che sta avvenendo nelle varie università e quello che Donald Trump e la propria amministrazione vuole ottenere, ovvero sapere innanzitutto i dati per quanto riguarda le etnie. Purtroppo negli Stati Uniti ancora si parla di razze, nonostante il politically correct, nonostante le tante mosse della sinistra americana, in realtà il dibattito per quanto riguarda queste importanti lotte sociali si è sempre di più inasprito e sempre più, secondo me, messo in una situazione irreversibile in questo momento. Se ovviamente i due partiti politici se i due partiti politici, scusate, continuassero nelle loro posizioni. Parliamo anche di Stati Uniti che vogliono sapere, per quanto riguarda Harvard, ad esempio, la situazione dei brevetti molto importanti negli Stati Uniti. C'è chi riesce ad avere una buonissima vita grazie semplicemente a un ottimo brevetto che è riuscito ad ottenere negli anni universitari o appena dopo gli anni universitari. Parliamo di miliardari che sono riusciti ad essere tali grazie semplicemente, tra virgolette, a brevetti, che in realtà possono essere molto importanti anche per la vita di tutti i giorni, quindi è giusto anche premiare menti del genere. Ma non finisce qui, quello che sta avvenendo anche per quanto riguarda i college, le università americane, sono delle problematiche per quanto riguarda le ammissioni ottenute proprio prima rispetto agli altri, le early admission, quindi sono tante le investigazioni iniziate proprio per queste ammissioni che in realtà non rispettano i criteri delle stesse università. È uno dei tanti tentativi dell'amministrazione Trump di regolare l'istruzione, che negli Stati Uniti è un business molto molto importante, con quello che viene pagato di rette, con quello che gli stessi americani riescono poi a ottenere dalle banche di prestiti. Addirittura parliamo di centinaia di migliaia di dollari ottenuti a 17, 18 e 18 anni, che poi dovranno pagare ovviamente per il resto della vita. Possiamo chiamarlo un mutuo per l'istruzione nella speranza di ottenere un posto di lavoro migliore. Ma parliamo quindi di università che hanno milioni, se non addirittura miliardi di dollari nelle proprie casse, con la possibilità anche di avere stadi, come abbiamo parlato più volte in questa rubrica, stadi da centinaia di migliaia di posti sportivi, stadi sportivi. E come ultima notizia in chiusura, la Svizzera sta trattando proprio con gli Stati Uniti per quanto riguarda i dazi. Quindi parliamo di una Svizzera che ha avuto una percentuale altissima di dazi, addirittura si parla di un 39%, ma importante questi accordi non solo ovviamente tra Svizzera e Stati Uniti, non solo per i due paesi, ma anche per l'industria
dell'oro che rimane ad ascoltare, rimane a controllare quello che sta per avvenire, perché inizialmente proprio i lingotti d'oro erano esenti dai vari dazi doganali statunitensi, ma ora vi sono proprio dei tassi specifici e quindi ovviamente mettono in difficoltà tutta l'industria dell'oro. Vedremo se Donald Trump riuscirà anche a ottenere una grande vittoria per quanto riguarda i tassi con la Svizzera, oppure se sarà più vantaggioso o gli svizzeri saranno più astuti, anche quello da tenere in considerazione ovviamente, se riusciranno a ottenere dei dazi più vantaggiosi, ma che sono più vantaggiosi proprio per la Svizzera, anche perché i dazi per gli Stati Uniti, come dicevo in precedenza, sono ormai un'arma fondamentale, più che quasi l'utilizzo della propria forza militare. Ovviamente meglio qualcosa, meglio un'arma che non attacca e non mette in difficoltà direttamente l'incolumità delle persone, e quindi speriamo che questo poi aiuti a mettere anche più sotto controllo l'economia americana, che è il nostro anche principale alleato per quanto riguarda l'export. E con quest'ultima notizia vi saluto, grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti. Avete ascoltato Te la rido io, l'America.